straordinario fenomeno, l'ostia diventa azzurra. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno molto particolare che è avvenuto presso la Chiesa Cattolica dell'Immacolata Concezione a Wesley, nel Rhode Island, in America. Domenica 7 maggio si stava facendo un'adorazione eucaristica che in realtà è perpetua e avviene in una cappella dedicata, quando a un certo punto quest'ostia ha incominciato a diventare blu. E sono state fatte delle indagini. A un certo punto si è scoperta una cosa molto singolare: il faretto che illumina l'ostia santa si era rotto ed era stato comprato uno in sostituzione di quello che non funzionava più, e dello stesso modello e dello stesso colore di quello precedente, che in effetti ha iniziato a proiettare sull'ostia una luce bianca, così come avevano fatto i faretti precedenti, quando a un certo punto, 32 ore dopo essere stato acceso, questo faretto ha incominciato a proiettare sull'ostia una luce azzurra, che ha illuminato di azzurro soltanto l'ostia e non tutto diciamo, tutto ciò che le gravitava intorno. E questo fa molto pensare, perché l'azzurro è un colore mariano, e questo è successo domenica 7 maggio, che appunto, come sappiamo, il maggio è il mese dedicato alla Vergine Santissima. Quindi ha riguardato un faretto che ha sempre proiettato luce bianca. A un certo punto ha incominciato a proiettare luce blu. Sicuramente, ecco, è un fenomeno che non è accaduto per caso. Ci sono anche molti ostensori in cui che hanno proprio la forma della Vergine Santa, e l'ostia rappresenta una specie di cuore, no, della Vergine Santa, come a dire che il cuore di Cristo è il cuore della sua Santissima Madre. E il fatto, ecco, di vedere quest'ostia illuminata di blu ci rimanda allo strettissimo legame che esiste tra il Santissimo Sacramento e la Santissima Madre di Gesù, uniti più che mai nella vita che è l'adorazione eucaristica, no? In quel cuore che batte nel petto di Cristo, che è al contempo anche il cuore della Madre, perché il cuore di Maria non potrebbe battere senza il cuore di Gesù. Bene carissimi, vi lascio a queste straordinarie immagini, sperando sempre che possano aiutarvi a meditare e che benedicano infinitamente la vostra vita. A presto cari. Kumbaya.
someone